Tutto ciò che è legato alla Prima Guerra Mondiale rappresenta un enorme patrimonio storico e culturale che va conservato, valorizzato, condiviso. Un percorso di pace che muove le persone alla scoperta di luoghi testimoni di un passato di sofferenze, che ci portano a riflettere sull'importanza della pace tra i popoli. Paesi che hanno scelto di unirsi nel rispetto e nel reciproco aiuto, diventando tra essi solidali e condividendo quei valori che permettono alla fratellanza di essere il fondamento del presente. Questo è il parco tematico della Grande Guerra di Monfalcone, un museo a cielo aperto organizzato su 3 itinerari attraverso i quali si ripercorrono le battaglie che hanno infuocato questo territorio tra il 1915 e il 1917. Quattro chilometri circa per scoprire, osservare e capire queste zone di guerra nelle quali migliaia di storie di soldati e di civili si sono intrecciate. Lungo gli itinerari, tanti sono i punti di interesse attraverso i quali conoscere la storia del territorio legata alla Grande Guerra. Ogni pietra racconta una storia diversa, con le sue scritte lasciate dai soldati durante i lavori di presidio o di rafforzamento. Ogni buca, ogni galleria o caverna fa riaffiorare alla mente la sofferenza lì vissuta. Giovani uomini che hanno rinunciato ai loro sogni e al loro futuro, ricordando a noi oggi quanto la pace tra i popoli sia un bene fondamentale. La guerra paralizza, la pace rende liberi.